Non è un obbligo, è una facoltà attribuita alle singole scuole, quella di permettere agli studenti e alle studentesse che non si identifichino con il nome loro attribuito alla nascita di essere riconosciuti con un nome e un genere diversi. Per farlo, un istituto potrà decidere di introdurre, in tutto o in parte, un apposito regolamento. Il regolamento propone l'assegnazione alla persona che è iscritta a scuola di una identità alias nell'ambito della propria carriera scolastica. Significa che rispondo all'appello con il nome e il genere elettivo che ho chiesto, posso firmare le verifiche con il mio genere, nome elettivo e tante altre cose. Nelle università questa possibilità esiste da tempo, apripista a Padova nel 2013. Ora anche le scuole, se lo vogliono, hanno a disposizione uno strumento normativo. Lo scorso anno abbiamo avuto delle richieste da parte di alcune studentesse e alcuni studenti di avere usato il nome di destinazione e quindi ci siamo trovati in un vuoto normativo, quindi non siamo trovati a non sapere come gestire la cosa. Per gli psicologi è uno strumento utile sia per chi rischia di sentirsi escluso, sia per chi può imparare a riconoscere la diversità. È importante che le persone che non si sentono a proprio agio con il sesso assegnato alla nascita possano avere uno strumento che lo aiuta a non sentirsi perennemente costretto a continui coming out, per esempio, che li faccia sentire inclusi all'interno del percorso scolastico e nella rete scolastica.